Al Villaggio del Sole il degrado fisico e sociale dovuto all'accampamento abusivo in via Divisione Acqui aumentano ogni giorno di più. I residenti esasperati assistono e raccontano di scene quotidiane al di fuori di ogni regola di civile convivenza. I commercianti della zona hanno segnalato più volte all'autorità la situazione che si sta progressivamente aggravando. Il piccolo nucleo originario non solo ha occupato stabilmente il parcheggio, ma avrebbe richiamato altri nuovi soggetti dando all'accampamento un carattere stanziale. I cittadini perciò chiedono interventi urgenti, già avviata una petizione. Fanno un po' di tutto, e più è per la sporcizia, le feci, la pipì, non ci sono servizi, si lavano sulla fontanella pubblica dietro la chiesa, cioè spettacolo. Sì, poi sono in tanti, ne vedo tanti, poi c'è sempre gente nuova che arriva qua e cominciamo pure a preoccuparsi, anche perché, sai, senti in giro dire delle cose, a rubare, fare. Mo stamattina ho trovato delle carte, cose per terra, sicuramente avranno rubato qualche portafoglio e hanno buttato tutto qua per terra. Succede che chi si metta da stangali, chi manda via dai qua, basta. Siamo già esauriti tutti quanti ormai, perché sporco di qua, mutande, si lava sui tombini là, sui matti, e lasciano là mutande, qua sporcisce tutto quanto. Si chiude tutto quanto e li si manda fuori e chi manda a Asiago là. Parlano di settimane e anni che è così. Purtroppo è una situazione che dobbiamo limitare e dobbiamo anche ordinare un pochino, perché noi che siamo un po' più civili dobbiamo anche rispettare le regole, come rispettiamo noi dovrebbero rispettarle un po' tutti. Che non pagano niente e che rubano e che si comportano in maniera indescrivibile. Insomma, ecco una cosa. Vicenza sta diventando veramente una cosa indecente, da andare via, dico solo questo. So che è stata fatta una petizione qua dai ragazzi del villaggio. Speriamo bene, dai, di fare qualcosa di buono.